Oggi abbiamo percorso una parte delle mura veneziane. Il nostro percorso era ovviamente limitato perché questo grandissimo monumento, quasi impercettibile agli occhi distratti, sono le mura cinquecentesche a difesa della città dopo l'assedio della Lega di Cambrai nel 1509. Padova si dota di mura grazie ai veneziani, ma vengono costruite nell'arco di un quarantennio. Le mura, vi dicevo, sono quasi impercettibili se non ci si avvicina, proprio perché sono state in parte anche nascoste e smembrate. Sono in tutto 11 km, noi ne abbiamo fatto una parte, abbiamo visto alcuni delle postazioni importanti a difesa che sono i baluardi e i torrioni. Siamo partiti dalla porta Santa Croce, una delle 5 che sono rimaste delle 7 originarie, del 1517. Abbiamo continuato il nostro percorso vedendo Santa Giustina, il torrione Santa Giustina, il torrione differente con i salienti del Pontecorvo. Ci siamo fermati a vedere la bellissima porta Liviano Pontecorvo dedicata a Bartolomeo d'Alviano, sempre del 517, e poi abbiamo proseguito all'interno dell'ospedale vedendo i tratti di mura antiche. Siamo arrivati qui, alle mie spalle vi è il baluardo Cornaro, dedicato a Girolamo Cornaro, che è il più grande in assoluto, è il primo ed è quello più imponente, che dà anche l'idea di quella che doveva essere la difesa della città, che poi non è mai servita fortunatamente, perché Padova non è mai stata più attaccata.